Buongiorno a tutti, questo è solo un breve video, una sintesi per dare una risposta alle dichiarazioni che recentemente il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, continua a rilasciare pubblicamente, nonostante abbia dichiarato di non voler più toccare l'argomento della voce della Luna, la vicenda che mi riguarda, visto che c'è un procedimento giudiziario nei confronti del comune, un procedimento che è stato aperto proprio dal sottoscritto, e quindi lui non vuole più rilasciare dichiarazioni sull'argomento. Questa cosa ovviamente, come abbiamo visto, è totalmente falsa, perché il sindaco continua a rilasciare dichiarazioni bugiarde e offensive, oltre che vigliacche, visto che lo fa sempre in ambiti molto protetti. L'abbiamo visto ieri, l'ha fatto in questa pagina di Trieste Caffè, che non è nient'altro che una pagina costruita dai sostenitori di Forza Italia, i giovani sostenitori di Forza Italia, della linea politica del sindaco. Quindi lui comunque continua a rilasciare dichiarazioni e lo fa in questo modo così vigliacco, dimostrando a tutta la gente per bene che è una persona assolutamente priva di scrupoli, di etica, di morale e di coscienza umana. No? E questo ormai è evidente a tutte le persone per bene, no? Visto che insomma, se non ha nulla da nascondere, invece di fare queste cose da disgustose, si presentasse davanti a me, davanti a delle telecamere, e mi affrontasse da persona adulta con un altro adulto, in maniera civile, democratica e onesta, che lo facesse, no? Ma visto che non lo fa, insomma, mi pare che quello che ne possiamo dedurre è abbastanza ovvio. Il sindaco di Piazza non dice delle cose importantissime, e faccio questa sintesi. Allora, intanto il motivo per cui io ho dovuto fare tutte queste battaglie titanica dal 2010 a oggi è perché ci sono stati politici come lui nel corso degli anni, con i vari governi, ministri e parlamentari con cui ho parlato personalmente, come lui, e come lui si sono impegnati a risolvere la questione, e come lui sono spariti completamente, no? Nonostante avessero giurato davanti a Dio, ai giornalisti, ai uomini, che si sarebbero occupati e avrebbero risolto la questione. Bene, allora questo non lo giustifica il sindaco, no? Cioè lui non è che può dire proprio molto, ma proprio in maniera proprio vigliacca, dire che visto che con gli altri non ha concluso niente, è ovvio, allora cosa pretende, no? Poteva trovarsi un altro lavoro e dedicarsi a qualcos'altro. Scusa, ma che giustificazione è? Visto che tutti gli altri si sono comportati in maniera infame, e lui è giustificato a comportarsi in maniera infame? Cioè, ma che risposta è? E poi che io trovo un altro lavoro, un'altra impresa, quindi devo permettere che mi rapinino e devo stare zitto e buono e costruire magari un'altra bella impresa, perciò che loro mi rapinino di nuovo. Cioè, queste sono le logiche di questa gente qui, no? Di questa gente vigliacca, no? Perché solo i vigliacchi possono esprimersi in questo modo così stupido e anche così offensivo per l'intelligenza di tutte le persone per bene. Il sindaco non dice che lui e la sua giunta e il suo comune anche già dal 2010 avevano gli strumenti giuridici per poter mettere in salvo la mia impresa, cosa che hanno fatto altri comuni d'Italia, semplicemente perché avevano gli strumenti, la legge glielo permetteva, e non li hanno usati. Io che cosa chiedevo semplicemente al sindaco? Semplicemente di superare la direttiva Bolkestein attraverso questi strumenti che loro avevano, ripeto, a disposizione, dandomi un cuscinetto di tempo adeguato ad ammortizzare i miei investimenti, quelli che avevo fatto prima della mareggiata e quelli che avrei fatto dopo. Quindi erano tantissimi soldi, stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro.
e questo lo potevano fare e non lo hanno mai fatto. E questo è quello che non racconta e fa imbestialire tutti, ma qualsiasi giurista lo sa e sa che lo potevano fare. Il sindaco non dice che il comune addirittura poteva congelare i canoni, e invece non solo non li ha congelati, visto che l'impresa era distrutta, era bloccata, e quindi era ovvio che io non potessi pagare neanche un centesimo, potevo più pagare, no? E lui non dice che però in un momento di massima fragilità economica, invece di congelare, ripeto, anche questo potevano farlo giuridicamente, la legge glielo consentiva, e cosa hanno fatto? Me li hanno quintuplicati. E pensate che lo stesso giorno inviano 2 lettere, partono dal comune di Trieste, dall'ufficio del demanio, una indirizzata alla regione e una indirizzata al sottoscritto. Nella prima si comunicava alla regione che, poiché la mia impresa era stata distrutta appunto da una mareggiata, era da infrastrutturare, e lo stesso giorno spediscono a me una lettera dove dicono che la mia impresa, a causa della produttività della mia impresa, mi quintuplicavano i canoni. Allora capite che le due cose non possono legare insieme: o la mia impresa è sana, bella e produttiva, oppure è distrutta, no? Allora che ci sia incompetenza da parte di questo ufficio, o ci sia volontà di dolo, non ha importanza, hanno fatto un danno pazzesco, no? E questo, neppure questo il sindaco dice. Però si permette di fare queste dichiarazioni così vigliacche e immorali, no? Pubbliche. Ecco, non dice che quando ci siamo incontrati circa ormai quasi un anno fa, lui si era impegnato a incontrare, a fare un tavolo tecnico col Presidente della Regione Fedriga, con il governo centrale, nella figura del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Zoccano, con l'allora prefetto Anna Paola Porzio. Questo non lo dice, che tutti i personaggi che poi insistevano a loro volta affinché questo tavolo tecnico si facesse e si trovasse finalmente una soluzione definitiva a questa vicenda. Non dice che lui non si è mai presentato a quel tavolo, non dice che mi ha portato in giro. È vero che mi ha portato in giro, però adesso dice che un sindaco non può fare quelle promesse. Certo che lo sappiamo, adesso lo sappiamo, però le registrazioni che ho io raccontano tutta un'altra storia. È per questo che il sindaco non vuole confrontarsi con me pubblicamente davanti a delle telecamere di qualsiasi emittente, perché ne uscirebbe fuori a pezzi, no? Perché la verità verrebbe completamente a galla e lui ulteriormente farebbe definitivamente una figura dalla persona quale è, cioè una persona totalmente priva di scrupoli, senza la minima etica e la minima moralità, e questo ne uscirebbe fuori chiaramente. A questo punto probabilmente non ce ne sarà neanche bisogno, perché se continua a fare questo, a mantenere questa linea, è come se tutto questo lo confermasse in automatico, no? E questo è tutto. Fondamentalmente è una cosa veramente triste e pazzesco che io, a causa di una persona di questo tipo, del livello, no, di moralità di persone di lui e di tutte le persone che si circondano, oggi sia costretto da 56 giorni a stare su questa assurda gru, a patire le pene dell'inferno per avere giustizia. Buona giornata a tutti.